Bentornati su Televignole, un attimo che vi spiego tutto. Allora, io c'hai perché fuori che è il sole che spacca le pre, cioè proprio sotto Pasqua piove, adesso invece sarà 35 gradi e, e dopo mi sono tagliato la barba perché ancora che da fare una roba seria, molto seria, e anche per il mio lavoro perché sennò mezza vita. Avrei viste di qua che sulle televisioni estere, quelle di Trent, non mi fa più vedere i giornali, no? C'è qui chi ci aveva le segni stampa, qui vi faceva vedere tutto, titoli, i sommari, leggeva, a volte bastava poco che chi arrivava a leggere i numeri utili per il telefono, i programmi di televisione, ecco. I direttori dei due giornali, il Trentino e l'Adige, c'è anche il direttore del mio giornale, i DS si incazzati un attimino e gli diceva, insomma, se legge tutto, noi che fente, a chi è che vende il giornale? A parte che forse non ti conto anche degli altri problemi che nei bar, ormai i bigliettini tipo gastronomia e supermercato, per leggere i giornali si piazza lì, o mi ho visto uno che aveva sotto che aveva l'Adige, Trentino, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, cioè attacca via, metti alle 8, a mezzì, vabbè, allora mi viene un'idea di farvi venire un attimino in voglia di leggere il giornale, di comprarlo magari se possibile, e ovviamente non posso fare la reclame dei giornali dove mi non lavoro, quindi ho tolto l'Adige. Va bene così, Pierangelo? E proprio delle robette così, tanto per dire uno, oh, stia guarda sul giornale, sull'Adige, questa roba, chi dai che il toro, no? Allora, intanto ancora parla del Grigno che sta nel zoo dei Balotti su dove chi va con le bici e che sta una famiglia che ha salvato proprio per miracolo. Dopo che è una che è stata morsegata dal cane che le domanda 40.000 euro di danni. Boh, ai suoni delle Dolomiti che sarà che come è, beh, la roba più grossa invece è che è la crisi dei muratori e chi è una ditta di Valsugana che ha dei posti che salta, chi non le può finire, chi sprida va su de Nov, chi non le può finire, tutta la Lega che roba. E a proposito di Lega, chi vai fuori che il referendum per tirare via le comunità di valle costa già adesso 1 milione, che certi chi parla di 2 milioni, cioè che fente, per risparmiare sulle comunità di valle e spendendo già 2 milioni. E dopo che sta roba qui, una roulotte abusata, e chi sta a abusarla un boccia di 13 anni. Ma vabbè, dita sta roba qui dell'estero, veniamo a paesotti più vicini ai nostri, per esempio Riva, Paolo Liserre, che è mio collega, insomma, è un pezzo che parla di sta roba qua, l'ora gratis nel garage sottoterra lì di via Pilati. E chi vuole l'ora gratis, chi dice di no, no che soldi per farla gratis, ma prima gli aveva detto chi la faceva gratis, insomma, un bel casino. Dopo che Zen che è nata messa all'acqua con sto vento che era, anche per attuo, a parte che non che su una riga di Vignole, non che ne su una, se no che fosse noi. Che è il BIM, che è il Bim Bum Bam, quel, parti scherzi, è quel che ha messo anni fa per
per via che cerca la messa dentro in galleria, quindi mezzo poca acqua, allora io dico, va bene, in cambio vedremo ogni anno qualche soldino, qualcosa, chi dà, passa da 4 milioni per i pannelli solari che metti sul quer, poi 1,5 milioni per gnacchezzare le case vecchie dentro del centro di Arco, hanno anche forse arriva qualcosa anche a noi, insomma, invece sempre all'estero parla che si può essere giovani anche senza imbriagarsi a ogni festa, va bene, insomma, ho la scala per capirlo, comunque glielo spiega i bocci. A Dro, Daniele, sto kill l'ha scritto Davide Pivetti, perché non dire perché lei. A Droga il Daniele Ferrari che parla della corsa che ha fatto dal DOS al DOS, Cavizzini dal DOS al DOS, e dopo vabbè parla Macrotti della Val di Ledro, parla dei scacchi, non si capisce bene. Allora, compri l'Adige a questo punto, perché anche altre robe, che sport, sì, sport che sognano, che sogna anche una roba dell'Inter, sport. Però che si programmi per la televisione, anche altre robe, poi parla anche di Roveredo, sempre insomma la Zen Foresta che abita qui di cima alla nostra Repubblica. Trema tutto il tavolo perché go su quel che trema del telefonino, no? Quando trema tutto il tavolo vuol dire che è il Giovanetti, il direttore che c'ha. Ciao Pierangelo, ciao, passa bene la Pasqua, sì, va bene così. Te dici che bisogna leggere di meno ancora, sì, però se leggo di meno e capisce, sì, la prossima volta parlo anche dell'Adige online, sì. Però bisogna anche spiegare, ma no, ma che metto nei titoletti, certi numeretti, tutti quelli che scrive per l'Adige, l'ufficio abbonamenti, no, dopo che metto ben su, la pubblicità, ma noi non facciamo pubblicità, non facciamo reclame, cioè, ma sì, ma no, ma non è che adesso lavoro a Trevignoli, non lavoro più al giornale, sai? No, domani vengo giù, sì, no, anche perché va via. Sì, no, ma sta tranquillo. Paris, Ben, Galeaz, va bene, sì, non bisogna usare massa i collaboratori che devono lavorare con noi, sì. Ma sì, so che sei una grande famiglia, sì. Difatti dei tuoi mariti e spose che sono al giornale, Battistecco, la Luisa Patruno col Timo, il Gottardi lì con la Pedrini, sì, la Zomer col Nicola, insomma, che mi è sposata qui, no? Sì, va bene, adesso, che la riunione adesso, sì. Ah, va bene così, vai avanti. Va bene. Ciao Pierangelo, ciao. Insomma, è difficile andare avanti.